Ci troviamo a Montecchio Precalcino presso il vivaio di Veneto Agricoltura e oggi parte la consegna delle piante relative al progetto Ridiamo un sorriso alla pianura padana. Hanno aderito circa 350 comuni per 10.000 famiglie che hanno ordinato 70.000 piante. Il progetto ha avuto certamente un grandissimo successo e stiamo pensando di replicarlo anche l'anno prossimo. L'iniziativa di ridare il sorriso alla pianura veneta è un'iniziativa che sicuramente si può inquadrare in un contesto più generale di ritorno degli alberi nella nostra pianura. Cito ad esempio il grande obiettivo della Carta di Sandrigo, che è stata presentata in occasione di un grande convegno nel 2017, che ha come ultimo obiettivo quello di portare a una copertura arborea dell'1% della superficie della nostra pianura. Questo equivarrebbe a 5.000 ettari e che sono una piccola parte di quella che era la grande foresta che copriva anticamente la nostra pianura. È chiaro che oggi noi abbiamo bisogno degli alberi, abbiamo bisogno anche però di mantenere tutte le nostre attività economiche nella pianura. Lo sforzo è con iniziative come questa ed altre che tramite Veneto Agricoltura e Regione Veneto si stanno portando avanti, lo sforzo è appunto quello di riuscire a compenetrare i vantaggi della presenza degli alberi con tutte le attività che nella nostra regione si sono sviluppate negli ultimi decenni. Il progetto Ridiamo il sorriso alla pianura padana è un progetto, se vogliamo, di ecologia partecipata, nel senso che ogni cittadino può contribuire a migliorare il territorio, l'ambiente, addirittura dare un contributo, ancorché piccolo, al clima globale, piantando un albero e prendendosene cura semplicemente. Allora, questo progetto ha previsto di consegnare piante ai comuni che poi le danno appunto in consegna ai propri cittadini che ne hanno fatto richiesta, utilizzando una piattaforma web che dà anche delle informazioni. Quindi le piante sono state divise per comodità di comprensione al cittadino comune in 3 gruppi: piante di prima grandezza, piante di seconda grandezza e arbusti, potremmo definirle piante di terza grandezza se vogliamo, in modo che ciascuno faccia 2 conti sullo spazio che ha a disposizione nel proprio terreno privato, nel proprio giardino, nel campo, in terrazzo, e decida quale tipo di pianta si adatti alle proprie esigenze. Poi noi, come centro, abbiamo scelto all'interno di quei 3 gruppi le piante che avevamo oggettivamente disponibili e abbiamo anche scelto con qualche criterio, cioè abbiamo scelto le specie che si adattavano meglio alla zona dalla quale veniva la richiesta. Ecco, ad esempio qui abbiamo alberi di prima grandezza. Queste sono querce, proprio l'esempio tipico di albero di prima grandezza. La quercia è simbolo anche di forza. Attenzione che per albero di prima grandezza non si intende una pianta che è grande ed è alta al momento della consegna. Sono sempre piante di 1 o 2 anni. Queste piante hanno 2 anni. Quindi si intende piante che diventeranno grandi a maturità. Quindi questo è un albero di prima grandezza, non perché è alto così adesso che lo consegno, ma perché diventerà un albero d'alto fusto. Seconda grandezza sono alberi minori a sviluppo completo rispetto alle querce, ai frassini, ma sono alberi molto coriacei e resistenti, come nel caso di questo. Questo è un frassino, l'orniello, resiste molto bene ad esempio alla siccità e quindi è una pianta che si adatta bene. Nei tempi recenti l'abbiamo visto adattarsi molto bene anche alle alberature in ambiente urbano, proprio perché è molto rustico. Ma ci sono anche altre specie in questa categoria, ad esempio acero campestre. Quella è una pianta molto utile, molto diffusa e molto semplice anche da coltivare. Terza grandezza o arbusti, altrimenti detti arbusti. Ecco, come si vede non è vero che la pianta è piccola nel momento in cui viene consegnata per il fatto di essere di terza grandezza. Questa è una pianta di 2 anni di ligustrello, per esempio, un arbusto che vive in ambienti di pianura e anche di collina, molto rustico, molto interessante per la fioritura. Ecco, è una delle tante specie di questa categoria che conferiamo. Ad esempio, oltre adesso c'è la sanguinella, c'è il corniolo, la lantana, la cornetta, ci sono varie specie, il biancospino. Sono specie importanti perché diversamente dagli alberi questi spesso fanno fioriture che attirano gli insetti, quindi gli impollinatori, le api o altri tipi di impollinatori, e fanno delle bache che sono interessanti per gli uccelli, quindi diciamo sono portatori di biodiversità anche animale. Ecco, qui vediamo le piante già allestite, pronte ad essere consegnate ai comuni, che verranno a ritirarle per poi consegnarle ai propri cittadini che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo adottato questo sistema di etichette in 3 colori per facilitare l'opera di chi deve distribuire le piante. Quindi le piante col cartellino giallo sono quelle di prima grandezza, ad esempio le querce come abbiamo visto prima.
Di seconda grandezza sono invece quelle con il cartellino azzurro e infine gli arbusti con quello arancione. Queste sono tutte piante già pronte, allestite per la consegna, pronte a essere piantate e messe a dimora.